Bella voglio, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Ci siamo ripresi la Divisione 2 con una prova di forza contro il Tokyo e adesso andiamo a cercare subito l'avversario di questa puntata per cercare di andare un po' più avanti e non riscendere in Divisione 3. Detto ciò, come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per supportarmi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli. Avversario trovato. Ottimo. Milan-Napoli, andiamo a San Siro contro il Milan, ragazzi, andiamo a San Siro contro il Milan. Schema di gioco, molto bene, avversario, interessante, io alzo sempre le mezzali a questo punto, che ragazzi comunque mi trovo molto bene con le mezzali più alte. Vi dico la verità, provo anche a stringerle un poco di più in questo caso e andiamo a match. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola, condizioni perfette. Parte il Milan, attenzione, proviamo a pressare alto, proviamo a far girare palla loro, attenzione, Di Lorenzo recupera palla, c'è sempre sta cazzata che quando, attenzione Lobotka, esce Di Lorenzo, niente da fare, attenzione palla dentro di Bruyne, Nathan qui ci salva, calcio d'angolo Milan subito, calcio d'angolo Milan subito. È chiaro che cercheranno di mettere la palla sulla testa dei loro giocatori. Teo Hernandez, calcio d'angolo, angolo di Teo, Di Lorenzo, Vinicius e poi la mettiamo fuori con Politano che prova a scendere, Politano che prova ad allargare, errore, Mario Rui prova ad andare in pressing feroce, Mario Rui su Gigio Donnarumma, attenzione, riescono ad uscire palla al piede, Zielinski prova a scendere, attenzione, palla per Nathan che recupera palla e va da Mario Rui che allarga per Kvaratskhelia che cerca dentro Zielinski, la palla non passa chiaramente, Anghissà, attenzione che il Milan prova a riproporsi in avanti con De Bruyne, con Anghissà che però recupera palla, prova il dribbling, stupido dribbling di Anghissà provato, Lobotka prova a dare una mano e se la va a riprendere e l'appoggia questa volta Zielinski che penetra l'area perso Osimhen che la gira per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia dentro per Mario Rui che vede Zielinski che prova a tirare, non ci riesce. Prova a ripartire il Milan con Lobotka che recupera palla e l'appoggia ad Anghissà che fa correre Politano che prova a crossare, la palla passa Osimhen per poco, non anticipa tutti, Donnarumma rilancio lungo, attenzione De Jong, Lobotka, Nathan appoggia Mario Rui dentro per Zielinski, prova il dribbling e per poco non si mangia Van Dijk col dribbling, attenzione Messi, recupera anche Mario Rui, bel recupero di Rui qui, appoggia poi per Kvaratskhelia che va da Zielinski, la ridà Kvaratskhelia, Kvara può penetrare Kvaratskhelia, cross in mezzo, dentro a fare Anghissà, Osimhen, niente, Politano, Zielinski, tiro, palla fuori di poco, il tiro di Zielu, un po' di confusione in aria, abbiamo provato a concludere. Attenzione, Donnarumma, rilancio lungo verso Rudiger, palla dentro, subito Rachmani dentro per Anghissà, cerca Osimhen che appoggia per Zielinski che arriva, dentro ancora però si gira Osimhen, dentro per Politano, se prova a tirare qualche volta la conosce, palla dentro di Lorenzo, attenzione Rachmani, prova a chiudere Rachmani, Vinicius, torna Anghissà e poi Zielinski, Mario Rui, appoggia per Kvaratskhelia, rientra Kvara, largo per Zielinski che la dà ad Anghissà che cerca Victor Osimhen, che si gira Victor Osimhen, per poco, non la sbatte dentro Victor. Gli manca qualcosa Fabio nella finalizzazione perché poi là davanti ci arrivano. Per poco non la sbatte dentro Victor.
Donnarumma prova a rilanciare sempre sulla fascia verso Teo Hernandez questa volta, con Politano che prova a rincorrere Matteo Politano, Vinicius, Politano ancora in chiusura, niente da fare, Zielinski, Nathan recupera palla e addirittura se ne va Nathan e allarga per Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui, clarità a Kvaratskhelia, clarità a Rui che prova ad andare ancora verso Lobo, niente da fare. Nathan deve andare a chiudere su Messi, attenzione, Mario Rui rischia un po' su De Bruyne, no adesso è De Bruyne, chi cazzo era lui? Hojlund forse, Meret, palla fuori, mamma mia, miracolo di Meret e poi la riusciamo a mettere fuori con Politano che prova a dribblare, Politano dentro per Victor Osimhen, Van Dijk, facile facile, e non può essere riesce questo errore perché era una buona occasione. A chiudere Osi, attenzione Rachmani, bel break di Rachmani, allarga per Anghissà, dentro per Victor Osimhen, si gira Victor Osimhen che cerca Kvaratskhelia, Rudiger chiude, attenzione Anghissà, rischio clamoroso di Gigio Donnarumma, attenzione, arriva Anghissà a recuperare questa palla, Nathan allarga per Mario Rui che scende Rui fino in fondo, Rui vede dentro Zielinski, la palla non arriva a Pietro, attenzione Kvaratskhelia, incredibile, palla leggermente lunga, Di Lorenzo riesce ad anticipare Vinicius qui, quindi perdiamo il tempo, ma Anghissà riesce a dare una mano con Di Lorenzo dentro per Zielinski, cerca Anghissà, cerca Osimhen, secondo me quello è un po' fallo su Zielinski, penso che sentiamo un po' il ridicolo sotto questo punto di vista. Poi Di Lorenzo, palla per Politano che cerca Anghissà, sta dentro per Zielinski, la palla non arriva a Pietro. Finisce il primo tempo 0-0 ragazzi, partita divertentissima, senza gol purtroppo fino ad ora. Secondo tempo che parte con noi che battiamo verso Lobotka che allarga verso Mario Rui, scende Rui dentro per Kvaratskhelia, prova a dribblare Kvara, se ne va Kvaratskhelia, dentro ancora, palla per Rui che crossa in mezzo verso Victor Osimhen, palla su fondo, palla sul fondo, attenzione Donnarumma rilancia lunga questa volta con Lobotka e prova a prendere posizione, non ci riesce Mario Rui, palla dentro, Rui su De Bruyne, attenzione, grande recupero di Nathan che prova a darla ad Anghissà che allarga per Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui che scende Rui, provano a chiudere loro con Kvara dentro, palla ancora per Anghissà, qui un po' sfortunati, un po' ce la siamo giocata male. Vinicius Junior prova a dribblare Di Lorenzo che invece se lo divora, Giannino Di Lorenzo che prova ad andare da Politano, secondo me c'era fallo, comunque Anghissà recupera palla e adesso va dentro da Politano che crossa di destro verso Kvaratskhelia, la palla finisce tra le mani di Donnarumma che rilancia lungo, palla per Vinicius, attenzione che attacca il Milan, proviamo a recuperare Rachmani in chiusura sul Vinicius Junior di forza, mamma mia qua ragazzi ce la siamo cavata. Di Lorenzo prova ad alzare questa palla verso Politano che prova ad andare da Anghissà, palla per Osimhen dentro per Matteo Politano prova a rientrare, niente da fare, attenzione Anghissà, niente da fare, proviamo a recuperare qui, prova ad andare dentro il Milan con Zielinski che prova a chiudere su De Jong, attenzione Messi prova ad aprire verso Vinicius, Di Lorenzo recupera palla, Politano prova a girare, niente da fare però, Lobotka, Rachmani, Messi, dai, Messi di destro, dai, ma dai, come se avesse già pianificato tutto in anticipo. Un po' Osimhen al posto di Osimhen che non mi sta piacendo come sta finalizzando, dentro un gong al posto di Politano, Kvara per il momento lo lascio e va bene così,
Andiamo un attimo al match. Vantaggio Milan. Simeone, palla per Lobotka, va da Mario Rui e prova ad allargare per Kvaratskhelia, prova a dribbling di Kvara, se ne va Kvaratskhelia, attenzione dentro per Lindstrom che prova a rientrare, Van Dijk lo ferma, attenzione Mario Rui, Anghissà, Lindstrom, il Ciolito, Simeone che prova a girarsi. Di Lorenzo recupera palla, va da Anghissà, scende Anghissà, appoggia per Gong che prova il cross in mezzo per Lindstrom e per poco non pareggia. Conclusioni del genere possono diventare imparabili. La difesa è stata fortunata in questa occasione. Donnarumma prova ad andare verso Teo Hernandez che dribbla secco Anghissà che prova a recuperare anche su Vinicius adesso, Neymar, Anghissà, ma che fallo è? Che fallo è? Palla dentro, attenzione il Milan con il solito Messi che tira ancora Meret. Messi che ormai di destro sembra diventare più forte che di sinistro in alcuni casi. Questo è il gioco. Mario Rui allarga per Kvaratskhelia che appoggia dietro per Lindstrom che va dentro. Perché sono andato forte, volevo andare a Anghissà direttamente, no? Nathan va. Lobotka deve chiudere su Neymar, assolutamente non ci riesce. Meret, rilancio lungo di Alex Meret col Ciolito Simeone che appoggia a Kvaratskhelia, clarità al Ciolito, Van Dijk penetrabile, Van Dijk qua, attenzione il Ciolito Simeone, arriva in Gong addirittura Anghissà, palla in Gong, Matteo Hernandez anticipa tutti, Di Lorenzo, niente da fare, ancora Anghissà che vede dentro il Ciolito Simeone, va il Ciolito si ferma, rientra il Ciolito Simeone che va da Lindstrom, allarga per Mario Rui dentro da Kvaratskhelia, niente da fare, Rui da Kvara, non ci è spiegato un po' troppo qua. Mario Rui, Kvaratskhelia, palla per Lindstrom, appoggia a Lobotka, dentro per il Ciolito Simeone che si gira, dentro per Gong che tira la parata del portiere. Attenzione, la palla resta lì. Gong prova ad andare a chiudere, niente da fare, Di Lorenzo su Vinicius, se ne va Vinicius questa volta. Attenzione, Rachmani prova a chiudere, niente da fare. Vinicius provano a tenere palla, ma Di Lorenzo recupera palla e va da Gong. Gong cerca il Ciolito Simeone, la palla resta lì, Kvaratskhelia fa correre Mario Rui, scende Rui. Ma perché? Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare attenzione Lindstrom, proviamo a recuperare palla, niente da fare, Enzo Fernandez fa quello che vuole, prova ad andarsene, palla loro. Ciao Gennari, purtroppo non è andata bene, abbiamo fatto a fare, lasciamo stare. Partita sostanzialmente finita, Anghissà prova a fare un ottimo squillo, Anghissà dentro per Gong, niente da fare, finisce qui. Fra, questa era, sto in divisione, allora vediamo se mi fa retrocedere, tanto finisce 1-0, partita tesissima, persa per una cagata. Allora, se in divisione 2, diciamo questa sconfitta me l'ha abbonata